I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 6 soggetti indagati a vario titolo in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento sulla locale procura della Repubblica ed è stato eseguito nel territorio di Licata presso le case circondariali di Viterbo e Teramo. I destinatari della misura sono cittadini italiani, a eccezione di un soggetto di nazionalità albanese. Alcuni di essi risultavano già detenuti per altri motivi. L'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Agrigento e condotta congiuntamente al nucleo investigativo del comando provinciale e della sezione operativa della compagnia Carabinieri di Licata si è sviluppata in un arco temporale compreso tra l'aprile 25 e febbraio 26. Questa attività trae origine dall'indagine Omnia condotta successivamente al grave incendio dello stabilimento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avvenuto a gennaio del 2024. Gli accertamenti e i riscontri sul campo hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine a un'intensa attività di spaccio di cocaina e hashish nel territorio di Licata. Il sodalizio criminoso veniva gestito e coordinato principalmente da 2 soggetti indagati, in quanto all'epoca dei fatti si trovavano ristretti presso la casa di reclusione di Roma Re Bibbia, da dove riuscivano a comunicare con l'esterno. Nel corso delle indagini sono stati complessivamente sequestrati 2 kg di cocaina sottratti al mercato irregolare e una pistola clandestina calibro 9. L'attività giudiziaria ha disposto l'applicazione di differenziate misure cautelari nei confronti di 6 indagati. Sono state eseguite inoltre varie perquisizioni nei confronti di ulteriore soggetto non colpito da provvedimento cautelare ma indagato nel medesimo procedimento penale. E oggi, presso la caserma Pistone del Comando Provinciale dei Carabinieri, il comandante colonnello Nicola De Tullio ha incontrato il personale che ha condotto le indagini, culminate nella giornata di ieri nell'esecuzione delle 6 misure cautelari personali. Nell'ambito dell'operazione antidroga svolta a Licata, l'incontro è stato un momento di riconoscimento e apprezzamento per l'impegno, la professionalità e la costanza dimostrati dai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Agrigento e della sezione operativa Carabinieri di Licata, protagonisti di una complessa attività investigativa che si è sviluppata, come già detto, tra l'aprile 25 e febbraio 26 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Agrigento.